Ciao, sono Eleonora dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia e vi racconto il progetto Memoria, Consapevolezza, Responsabilità. Memoria, consapevolezza e responsabilità sono i tre temi guida di questo progetto e il romanzo che ho scelto secondo me li racchiude tutti perfettamente. Eugenio infatti è un romanzo intenso che ci racconta, ma soprattutto ci ricorda uno dei momenti, dei periodi storici più sconvolgenti e che ha cambiato il mondo. Studiare la storia sui libri di scuola non basta e così ci siamo inventati un progetto che possa avvicinare giovani studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado alla storia del Novecento attraverso la letteratura europea contemporanea. Partecipare al progetto è semplice. Partendo da 4 romanzi che abbiamo selezionato con cura, realizza un breve video di 15 minuti, proprio come hanno fatto loro. Non avrebbe potuto trovare un numero più azzeccato. L'8 infatti è il numero che posto in orizzontale è il simbolo dell'infinito. Infatti l'autrice ci scrive: tu meriti l'ottava vita, perché si dice che il numero 8 equivalga all'eternità, al fiume che ritorna. Ti dono il mio 8, ci lega un secolo rosso. Lì tutti lo facevano con tutti, facendo figli ai quali ovviamente nessuno si interessava e per i quali non c'erano nemmeno asili nido. L'estero era un brutto posto, da cui fino a quel momento nessun cittadino sovietico era tornato. L'estero era spie schifose e trafficante di uomini. Si continuano a commettere sempre gli stessi orrori e le stesse, tra virgolette, persecuzioni. C'è un legame sotterraneo tra alcuni grandi nomi della cultura mondiale. I paesi baltici, dove sono nati, e la cui anima li ha accompagnati nella fuga oltre confine. La lussuria è un tema estremamente presente nella Divina Commedia di Dante, ma soprattutto nel quinto canto ci sono Semiramide, Cleopatra, Didone e anche il fantomatico Achille, ma in particolare Paolo e Francesca. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. L'attenzione di Dante è catturata in particolar modo da 2 anime. Queste anime sembrano più leggere rispetto agli altri, quasi felici. Buongiorno cari telespettatori da Tiziana e Giovanna. Oggi, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, nonché il padre della lingua italiana, vi illustreremo una delle vicende più famose dell'inferno. L'amore che ha legato Paolo e Francesca è un amore carnale, che li ha condotti a una morte tragica per mano del marito di Francesca e fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta. Paolo e Francesca sono il simbolo della lussuria, perché antepongono il loro amore alla ragione. I 2 cognati leggono insieme le vicende di Lancillotto e Ginevra, anch'essi 2 amanti adulteri, scambiandosi sguardi e impallidendo. Ancora non hai trovato l'ispirazione? Sul sito dell'IRSE c'è un kit studenti ricco di materiali utili, tra cui estratti dei romanzi, video, lettura di approfondimento e tutto il regolamento per partecipare al progetto. Non dimenticare che la scadenza per partecipare al progetto Memoria, Consapevolezza e Responsabilità è il 13 marzo 2021. C'è ancora un po' di tempo. Aspettiamo il tuo video.